cazzo, guarda che cazzo di quantità. Ma senti che odore di benzina che c'è, cazzo. È un toboga, eh. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Giampaolo e questo in rotonda è Ciccio Bezza. Il sabato mattina decisivo, perché andiamo fino in Valtrebbia con la Futurona che è tornata a casa. Vi lascio qua in alto il video del riportamento a casa della moto. Andiamo in Valtrebbia a un evento, a un piccolo raduno di Aprilia RSV 1000 Old, tuono Old, e mi sono aggregato con la Futurina, che come sapete è la sorella minore dell'RSV. Evento organizzato da questa associazione che si chiama Due Tempi Bei Tempi. Tra poco ci fermiamo al solito autogrill a incontrare Michele, che conoscerò oggi per la prima volta ed è uno dei tanti iscritti al canale, ragazzi. Siamo più di 1500, siamo un bel numerino. Entriamo in autostradia col telepasso messo in posizione bracciale e andiamo avanti. Tra l'altro sto montando la telecamera frontale, non so se vi piace questo nuovo format visivo, devo ancora un po' regolarlo e migliorarlo, ma la telecamera è montata non al 504 o 104, non mi ricordo mai il numero, ma su questo bellissimo nuovo Shoei che è il Neotech 2. Limenella non c'è lui ancora, quindi sono in anticipo perfettamente, mi posso fermare a fare benzo. A few moments later. Stiamo aspettando Michele che dovrebbe arrivare qui con sua moglie tra poco. Con lui dovremo partire poi per questo girello. Comunque non sono per niente contento della configurazione casco, microfono, robe e cose. Adesso ve lo faccio vedere al volo quanto grezzo è. Guarda qua, ho montato questo supportino temporaneo, poi se mi piace lo monto in modo fisso. Telecamera montata con questa serie di braccetti frontale, poi tutto il cavo passato dietro. Non so, non mi convince troppo. A few moments later. Via! Bene bene, bella l'RSV di Michele, molto molto bella. Adesso dovremmo uscire in sostanza a somma campagna in teoria. Ah, che bello andare in moto! Ma che bello andare in moto! Non sono più tanto abituato, la moto che sballottola, la moto che ballicchia. Poi vabbè, oggi sono anche vestito turistico. Abbiamo appena superato Verona e adesso usciamo, ci accingiamo a uscire a somma campagna finalmente per iniziare a fare un po' di strada statale. Ops, pardon me. Traffico in uscita per Gardaland. Aspettiamo il nostro buon Michele e poi proseguiamo. Ci siamo fermati per fare una sostina, mangiare un paninetto veloce e poi ripartiamo. Sono le 12:53, siamo in super orario. Tap. Oh, adesso notavo la tua targa. Pensavo che fosse evoluta la cosa con le vibrazioni, oppure magari è successo qualcosa quando c'erano quei dossi. Boh, magari ha toccato la ruota che girava e... no, infatti ce ne vuole però. Ripartiamo dopo la sosta paninosa in direzione punto di incontro per questo evento di oggi. Abbiamo ancora circa 40 minuti di strada da fare. Direi che finora il giro è stato parecchio divertente, strade belle, mi piace. Beh dai, mancano pochi minuti ormai all'appuntamento, peccato per il tempo che non è dei migliori. Vabbè, poteva essere una giornata molto più soleggiata. Comunque questa è la statale 45 che dovrebbe ufficialmente poi diventare la statale, cioè anzi che è ufficialmente la statale della Valtrebbia. Pochi minuti all'arrivo al punto d'incontro dell'associazione che ci ha dato per l'evento e vedremo qual è la situa. Ieri c'era Franco che è il fondatore, l'ideatore di questo evento, mi parlava di 12-15 moto, quindi non una grande quantità. Probabilmente io e Michele siamo
i motociclisti che arrivano più da lontano, però poco conta, è un evento iper amichevole, informale, quindi perfetto. Intanto il paesaggio sta già cambiando per diventare collinare dopo quella distesa infinita che abbiamo fatto di pianure in tutto il viaggio. Mamma mia, da bello, divertente ma noioso, ragazzi. 2 ore e mezza, 3 di strade statali in pianura padana, una noia fotonica. Se proprio sta una noia, purtroppo. Bello che ti hai fatto chilometri, ti sei mosso, però noia, tanta noia. Questa gialla dovrebbe essere colza, presumo, e sono dei posti che sono veramente molto interessanti. Castelli, castelletti, manieri, magioni, di tutto qua. Valtrebbia penso di averla fatta una volta sola tanti anni fa, mi sa col WFR come sempre. Dovremmo esserci tra pochissimo. Che bella strada, che spettacolo, una fila di motoracce così è proprio una figata. Cernusca, Montalbano sono. Gruppo che ci aspetta, si ricompatta, è fighissimo. La freccia a destra è un problema di tutte le moto, sembrerebbe. Ah però. Vabbè, una figata, cazzo. Guarda che figata. Cazzo, guarda che figata. Cazzo, guarda che cazzo di quantità di motine. Stupendo. Poi la strada è veramente figa. È una figata, cazzo. Bello, mi piace assai, Mi piace assai, poverina la motina. Sfigura un po' in mezzo alle altre. Sfigura un po'. Però dai, se la batte. Motore caldo, la frizione tirata completamente, non tiene staccata la marcia, ma leggermente resta in trazione il motore. Vabbè, poi c'è una canula che è caduta fuori, una canula di scarico dell'airbox, il perno della leva freno anteriore che gli manca il Siger si sfila. Bene, dai, insomma, gli specchietti che con l'aria si piegano. C'ho ancora un bel po' di rovete da sistemare su sta motoretta. Vabbè. Comunque, detto ciò, la fila di Apriglione fa la sua maledetta, porca e bellissima figura. Finiamo il giro, facciamo gli ultimi chilometri a salire o a scendere e poi penso che ci fermeremo per un aperitivizio. Che figata. Che figo. Uno davanti quando arriva ci vede doppio. Bella questa strada, bellissima, a parte l'asfalto un po' sconnesso e fastidioso per questa moto, ma per il resto almeno così ho pulito un po' le gomme, va? Penso che tornerò a farla. Ma senti che odore di benzina che c'è, cazzo, pazzesco. Alla fine c'hai l'Enaldra, quante curve hai fatto, Ai amico mio, hai tagliato la curva. Mamma mia, ragazzi, è un toboga, Penso che siamo arrivati, qualcosa mi dice che siamo arrivati. Va, che bel gruppetto. Ripartiamo dopo aver salutato i nostri amici. Lui va e non lo prenderò mai. Penso che sia la Valtrebbia o la Valtidone. No, è la Valtrebbia. Abbiamo lasciato i nostri amici a Boppio e noi ci siamo lanciati verso Piacenza lungo la Valtrebbia. Devo dire che la Futurona si sta comportando abbastanza bene, a parte quei 4-5.698 difetti che ho riscontrato in questa giornata, che devo tutti più o meno sistemarli. Per il resto si sta comportando veramente molto bene. Qua è dove ci siamo trovati all'inizio, a Bellaria, finita la zona collinare. Purtroppo adesso siamo tornati nella
piatta pianura. Ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale, santo Dio. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina qua sotto andate, clicca su iscrivi, poi attiva campanellina quella nera piena, così siete aggiornati sui contenuti. Mettete un bel like, lasciate un bel commento, venite su Instagram, venite su Facebook, venite sul mio canale Telegram. Tutte le info le trovate qua sotto in descrizione. Dai ragazzi, che siamo un bel gruppo. Abbiamo superato i 1500 iscritti, siamo a 1530 se non sbaglio. Tanta roba ragazzi, dai. Bene, autostrada. A few moments later. Allora, siamo praticamente a Brescia, a pochi chilometri da Brescia. Abbiamo preso l'autostrada come abbiamo detto e ovviamente piove. Abbiamo preso una pioggerellina insomma. Qua piove, prima pioveva molto di più, adesso piove meno. Non so, noi dobbiamo andare a destra e sembra che di là non ci sia brutto tempo, mentre di là c'è. Però chissà per quanto me la prendo adesso l'acqua. E non avevo proprio voglia di prenderla. Intanto ho tolto tutto l'equipaggiamento dal casco, così è più comodo e meno rumoroso per l'ultimo pezzo di strada. Non riprendo neanche perché con la pioggia tanto non potrei usare il microfono, quindi va bene. Che bella che è la fotorina. Thank you. Vi tengo aggiornati. Vediamo cosa succede tra un po'. Dai che sta smettendo e poi di là sembra buona. Io forse me la porto dietro. No dai, sta smettendo. Ho spostato la moto, comunque poverina, c'ha tutti i tubicini che escono, guardate. Sembra che abbia le budelline che escono fuori. Poverina. Quando torno devo mettere a posto assolutamente anche questo. A few moments later. Ok, ha praticamente smesso, quindi mi rimetto in sella. Non ho montato la telecamera per sicurezza col microfono e niente, per evitare che se piove ancora la bagno non ho voglia, perché col microfono montato purtroppo perde la sua impermeabilità, quindi non riprenderò quest'ultima oretta di autostrada. Siamo arrivati praticamente a Limenella, adesso fermo un minuto, sgranchisco le gambe. Che bello il tramonto, e poi mi reco a casa, direi, doccia e nanna, perché sono veramente molto stanco. Tutti questi chilometri con la Futura non sono decisamente abituato a farli, e quindi mi ha stancato veramente tanto, ma mi sono divertito tantissimo, la giornata è stata veramente figa. Credo che abbiamo raggiunto circa i 600 km di strada percorsa, all'andata e ritorno, compreso il giro. Gente nuova conosciuta, fighissima, super simpatici, vedremo di fare delle cose con loro. Michele super simpatico, sua moglie super simpatica, top. Io saluto tutti ragazzi, saluto Michele, saluto sua moglie, saluto Franco di Due Tempi Bei Tempi e tutta la sua combricola di matti scatenati con l'RSV, e direi che ci vediamo al prossimo video. Ciao!